al punto di spezzarsi facilmente, lo zafferano sarà pronto per essere consumato. Per 1 chilo di stigmi secchi occorrono 120.000 fiori. Per l'uso di cucina è preferibile però che lo zafferano sia polverizzato. La polverizzazione della spezie, denominata satiriadura, è una tecnica che è rimasta immutata nel tempo. Prelevati gli stimmi occorrenti per condire una pietanza, si posano su un foglio di carta da pane. Poi vi si passa il ferro da stiro a calore moderato. Gli stimmi, così tostati, vengono facilmente polverizzati comprimendoli con un cucchiaio. Lo zafferano in polvere si dosa con comodità, si conserva meglio e più a lungo e si scioglie più facilmente. È sorprendente come la sostanza naturale solubile dello zafferano, la crocina, abbia il potere di colorare intensamente di giallo, che serve anche per creare tinte forti e calde che finiscono sulle tele dei pittori. Da secoli lo zafferano viene usato per conferire colore, ma anche sapore ai cibi. Così dolci, liquori, burro, formaggi, pasta si gustano con il profumo e l'aroma inebriante dello zafferano. I filamenti dello zafferano, ieri come oggi, sono commercializzati come zafferano in fili. In passato la specie era affidata a donne povere o vedove con figli, chiamate zaffaranayas, le venditrici di zafferano. La prima pubblicità gratuita in Sardegna, una presenza importante per l'economia della zona. Lo zafferano è da sempre utilizzato nella cucina sarda per la preparazione di piatti tipici tradizionali, come la pasta a base di semola di grano, acqua e sale. Oppure i malloreddus, pasta di grano duro a forma di gnocchetti. Basta un pizzico, all'incirca la punta di un coltello,